Oscilla tanto, Numero 23. È ancora dentro. e le fuori. Socio, andiamo a ripulirla. Cosa Andiamo a dici? ripulirla. Andiamo. C'è differenza cercando con il pointer? Cercando senza pointer? Eccolo qui. Monetina. Eccolo qui. Guardi, lo vedo io da qua. Eccolo qui. Chissà se troveremo dell'oro. Scoprite di questo video. Esatto. Niente. Un pezzo, ma soprattutto Amici, sempre siamo ritornati sul campo dell'ultimo video. Abbiamo fatto il test senza pinpointer e ora vediamo come funziona la ricerca col pinpointer. Andiamo avanti. La prima ricerca, Primo target, il primo lamirino, ma trovato in 3 nanosecondi. il pinpointer che l'altra volta non l'abbiamo usato, e ha trovato subito il primo oggetto. Yes, un pezzo di lamirino. Suono lì, l'amirino è stato velocissimo. Sì, era in superficie. Lamirino anche qua, guarda, socio. L'hai già trovato? Vedi? Allora, eccolo qui. Allora, recuperiamo questo e recuperiamo quella anche questo. E mi raccomando, amici, chiudere sempre le buche E- e buttare via le immondizie. Bravissimo. Ecco. Allora. Guarda che piccolo, visto? Sì, Proprio piccolissimo. lo mettiamo dentro alla saccoccia. Yes. Socio, non ho fatto un passo. Che c'è l'altro piombo. Ecco qui. Un pezzo di piombino anche questo. Esatto. Potete notare con il pinpointer il tempo che ci vuole a trovare l'oggetto. Mentre l'altra volta ci Sì. mettevamo molto, ma molto di più, Facciamo vedere sul video un attimo come funzionava. Esatto. Come cercare il target senza avere Il pointer. E dopo aver spostato tutto il campo a destra, a sinistra, avete visto? Molto più facile col pinpointer, quindi se dovete andare a ricercare su dei terreni, ok, vi consigliamo di prendere oltre un buon metal detector, A perché meno che uno non sia alle prime esperienze. esatto, ma io dico sempre di prendere quel più, no? Quel Una volta che uno si gli piace, esatto. Non prendete cose di basso rango, prendete cosa buona, ok? E poi prendere il pointer senz'altro, perché il pinpointer serve sempre. Oscilla tanto, numero 23. Eccolo qui. Quello? sì. Cosa abbiamo? Un piombo. Abbiamo un altro piombo, esatto. Poi la pietra che suona, Sì. sì. Però basta. E questo qui lo gettiamo dentro alla sua saccoccia. Chiudiamo le buchine. Esatto. E proseguiamo. Socio, Sì. e come attrezzatura anche, Sì. consigliamo, Sì. a parte i guanti, ok, sempre i guanti, ma la ginocchiera. Esatto. O una o due a seconda di uno come vuole inginocchiarsi. Se vuole inginocchiarsi per pregare il nostro Signore, fa con due Anche perché ginocchiate. c'era un nostro amico follower Yeah. che ci ha detto ditegli a Dan di mettersi le ginocchiere perché lui ce li ha ma le usa poco. E ho la schiena a pezzi, invece così mi appoggio e sono già subito nell'introdursi della bisa. E lì gli ha dato Qui c'è segnale. un segnalino. È ancora dentro. E lei è ancora dentro. E le fuori. Socio, piano piano la sgranocchiamo Sì. qua. Allora, Sa da sembra una moneta. Sembra. giusto? Andiamo a ripulirla. Cosa Andiamo a dici? ripulirla. Andiamo. Allora, socio, confermo una votivetta. Attendo un attimo che la ripulisce Sì, sì, e ci vediamo bella. tra poco. Ecco, l'abbiamo ripulita, molto bella, È quello che si vede perché è abbastanza rovinata, però si diciamo vede che la piotta, Madonna, si vede, sì, la Madonna si Sì, vede, sì. la parte alta con l'aureola in alto. Esatto, col bambino in braccio qua. Sì, Questo è tutto il bambino in braccio. La giriamo e c'è e qua deve essere un santo. un santo, credo, sì. È presa malissimo Sì. perché è molto molto sembra in alluminio, sembra, Sì. per come è così consumata. Vabbè, Però può essere anche in ottone, sai, ma forse di sì. quello vecchio. Vabbè, Però- ragazzi, primo target, un attimo che spolverò. Facciamo vedere tutti quanti i nostri amici la bellissima Dropbox. Chi la volesse. Chi volesse l'adesivo ce lo può scrivere sui commenti. Noi spediamo subito con posta airfrancedan.nic e via. Gli apre la Dropbox A lei e appoggiamo il primo pezzo della giornata. E vai! appoggiamo, socio. Dice Appoggiamo. che lei sa che io parto. E chiudiamo la buca Sì, sempre buca chiusa, non bocca chiusa, sempre buca chiusa e andiamo e avanti. chiedere sempre il permesso al contadino. Esatto, sempre. Vedete? Un pezzo Sì, di lei. un pezzo di me, sempre un pezzo di me. Quel pezzo di lei non manca mai. I pezzi di me sono dei pezzi di me, sono dei pezzi di me. Socio, da mi venghi. Ma sente molto. Le sposto un attimo. Ecco qui. Abbiamo tirato fuori. È fuori? Sì. Si tratta di Un bossolo? bossolo. Sì, sì. sparato, perché vedo che è... Sì. Che non è incerto, anche se il nome, ragazzi, vi può dare questa impressione, perché è un bossolo. No,
non... Io non riesco a capire se lei di notte non dorme e se le scrive col libricino in parte il comodino. Questa è una cosa che mi è venuta un po' da quel cassettino famoso. Ah, ci ha aperto il suo cassettino del Esatto, cervello. mi si è aperto. Adesso volevo vedere qua, spazzolando un attimo, se c'era una data. Non si vede, non si vede. Comunque presumo, i nostri amici ce lo diranno da casa, Sì. presumo sia un bossolo della seconda guerra mondiale, che fa di calibro. Ecco lei, ormai lei è diventato mai specialista Mi chiamano calibro di secondo nome. Allora, il calibro, questo sì, qua, del bossolo. il bossolo, esatto, come lei mi insegna, da guardare laggiù, quindi sono un 13. 13. Tanti mi dicono che devi guardare anche qui in alto, vedi? Qua dopo c'è un numero, non mi ricordo più. Vabbè, comunque 13. A lei il calibro. Ok, a me questo. A lei il bossolo, che non è... A lei in mano la Dropbox. Ecco qua. Apriamo, open the box, drugs, e mettiamo il secondo target di oggi, il Ecco bossolo. qui, perfetto. Dai, cominciamo a riempirlo, dai. Sì. Soddisfazioncina, dai. Andiamo avanti, socio. Andiamo avanti. Qua, socio, via che cambiamo i guanti, che stanno... Stanno logorando ormai. Sì. Oh! Cosa abbiamo? Ah, un pomello. Credo sia un pomello. Presumo che sia il pomello del suo cassetto. Sì, del cassettino. Sì, vedi. Cassettino Questo qui piccolino. va qui Eh? e si tira. Si tira e spara cazzate. Esatto. A salve però, Non Sì. fanno... Si è staccato, socio. Lei me lo deve rimettere Sì, adesso. un attimo. Apriamo la Dropbox Cassettino. e in English è la drug box. Allora, in italiano è la drug box. In English è la drug box. In americano è la drug bag. Aggiungiamo dentro il terzo target. Yeah. E andiamo avanti. Avanti. Visto, socio, che qua si scava anche con le unghie. È in profondità. Sul fianco, vero? Sì. Era un pezzo di ferro, me lo dava Sì. gracchiante. Era per questo. Bel pezzo di ferro, Un bel pezzo di ferro. Quindi evitiamo che questo perda della ferruggine e vada nell'insalata, nei pomodori, nelle verdure. Quindi noi facciamo anche un lavoro di purificazione del terreno. Bonifica. Esatto. Notate, amici, era una vita che non vedevo il carotaggio. Al quarto colpo E anche socio. si è spostato. Sembra... Lo ha in mano. Deve essere talmente piccolo. Sì. Eccolo qua, guardi, sto Aspetta, facendo qua. questo qui? Sì. Guarda Sì, che roba. eccolo qui, amici. Guarda che roba. Per un pezzettino Di Chiodo. piccolo di me. Piccolo, ma una una scheggetta di lei. Una scheggetta di me. La pietra? Sì, o Billy. No. Va. Quando ti degni di venire fuori, ce lo racconti, ce lo dici magari. Giusto, socio? Eccolo qui, guardi, lo vedo io da qua. Eccolo qui. Eccola qui. Eccola qui. Eccola qui. Amici, votiva. Motivetta. Secondo me è votiva. Secondo lei? Solo Secondo lei? Lei mi ha portato via dagli occhi, non vedo più niente, ma secondo me è una votiva in alluminio. Sì. La vedo leggermente anche battuta. Me la metti sulla punta della lingua? Un attimo. Sì, fine 1900, no, inizi 1900. Sì. Madonna? Madonna. No, dico Madonna che sabbioso. Come l'ha trovata? Il metal mi dava un suono, ma un suono forte, come dire un suono della Madonna. Sì. Abbiamo già un indizio? No, è molto consumata, Infatti la pulisco piano perché vedi, evito di... È un alluminio molto delicato. Esatto. Sì. Comunque ragazzi, anche come spazzolatura, diciamo, no? Questo spazzolino da denti, che dobbiamo anche un po' cambiare perché ormai è vecchiotto. Pensavo che avesse preso in pandan col cappello. Ho anche le mutande così, vuole vedere socio? No, neanche i nostri amici penso che No? non gli Amici interessa. follower, ma soprattutto Amici, e anche voi amici, volete vedere le mie mutande leopardate gialle? scrivetelo nei commenti. Socio, più di così mi sa, allora gliela do a lei che Sì. la mette nel suo possente ginocchio. Vedete socio, mettiamo qua, ogni eroe aveva il suo superpotere, no? C'era Superman, c'era Achille, il tallone di Achille, e il mio socio ha il ginocchio di Nick. Allora. Questa è una votivetta, presa Così. malissimo. Ci legge qualcosa? Visco qua nella legge qualcosa? laterale, qua, visco, ma non saprei neanche cosa. Allora giro dall'altra parte. Sì. C'è scritto qualcos'altro. Cat, Sun, vedi, c'è Sun. Allora. sotto. Santa Caterina? Può essere? Può essere? Può essere. Allora, questa qui, un altro bellissimo pezzo di votiva. Allora, io prenderei una vocale. Che vocale? La I di Agrigento. C'è? Non c'è. No, allora non è Santa Caterina? Potrebbe essere. Io tiro fuori la Dropbox perché ormai... Bravissimo. Ci sarà un video di una pulizia. Intanto che ce lo scrivete anche voi tantissimo nei commenti, Sì. A noi piace tantissimo, grazie di cuore veramente, grazie di seguirci, di supportarci, di iscrivervi al canale perché state aumentando in una maniera, si dice esponenziale, Esponenziale. socio. Esponenziale, quindi grazie, a noi ci serve per crescere e un abbraccione a tutti. Andiamo avanti. Ecco qui a lei.
seconda votiva di oggi, è il nuovo ballo del colpaccione. Sul canale esplode il tifo, già che corre, fuoco vivo, scroll che sale, cuore a 1000, mani alzate, siamo in cima. Colpaccione! Scrivono che mito, sto salendo, passo lesto, c'è chi ride, chi ci crede, chi si sogna il grande colpo adesso. Questa è la nuova canzone che andrà a Sanremo 2026. Scoop, Noi puntiamo più in alto con le facce un po'. Signore, oggi facci trovare i target quotidiani, facceli trovare che noi almeno mostriamo ai nostri amici follower e loro si divertono con noi, grazie signore. Dacci un segno. Ecco il segno. Qui c'è qualcosa. Non ho tirato fuori. Questo è un segno. Sì, questo è un segno. Questo è un segno Questo che ci è un vuole segno. dire che dobbiamo aprire una ferramenta. Sì. Sì. Vedi, se tu lo metti qua, Questo è un segno che ci dice che dobbiamo andare a lavorare. Ecco, lei gli do il suo cardine, cardine. vecchiotto, va bene, tutto ruggine, ma nessun problema. Ringraziamo anche Marco Dugo che ci ha scritto, un nostro follower, che voleva comprarsi il primo metal detector. Lui è andato su Detector Shop a prenderlo, l'ha preso, ci ha ringraziato tantissimo e noi lo ringraziamo a sua volta perché ha accettato i nostri consigli, che sono pochi, sinceri ma fatti bene, vero socio? Sì. Montati alla perfezione. E non vedeva l'ora di usarlo. Esatto. Salutiamo Marco. Salutiamolo. Ciao e Marco. proseguiamo. Via. Socio, la mi venghi qua, la mi venghi. E ho tirato fuori da questa buchina qua un segnalino. La seguo. Questo qui. Qualcosa di tondo, un piombo. Monetina, socio. Monetina? Monetina. Mi sa di sì. Aspetta che ci do una spazzolatina. Perché mi sta tutto inclinato? Perché c'è il sole. Cioè, c'è la luce. Si prende i suoi arnesi. Allora, mentre la pulisce, Sì. un attimo di pubblicità. Perdi anche tu i capelli? Ti trovi a 23 anni che sei calvo? Non ti preoccupare, noi abbiamo la soluzione per te. Qual è la soluzione? Genetic, vieni che tu a provarla da noi. Saremo aperti dal lunedì al lunedì, 24 ore su 24. La soluzione. Socio, sembrano, ma se non vado errato, a qualche 20 lire colorate. Perché? Perché ce n'erano anche in bianco e nero. Non ti ricordi che facevano le 20 lire in bianco e nero? No, Non ti ricordi? Poi hai avuto il colore, tanto dopo. colorate. Penso sia una moneta tipo intorno al 1920. Guarda, se la mette forse di qua riesce a vederla un pochettino meglio. Mentre io sto inquadrando la moneta, Mi sembrava un altro segnale. pensavo che avessi c'era. trovato il portafoglio. Sì, no, del signore. Allora, guardi. Sì, sono 10. Allora, guardando di qua, Credo allora si vede 10 malissimo. lire, sì. Guarda, è Vittorio Emanuele Intero, III. esatto. E girando la moneta, che si può notare, 10 centesimi. 10 centesimi di lira. col fascio, Sì, con no. lo scudo, il fascio al centro. Esatto, poi tu la farai vedere con quel potente mezzo. E dopo io la farò vedere esattamente Esatto. come si vede Come la dovrebbe moneta. essere. Esatto, che tanti mi hanno chiesto Sì? e a tanti gli ho risposto. Però lei Eh. fa il politico di secondo mestiere? Ho risposto, me l'ho chiesto e io ho risposto, scusi. E Allora, andiamo ad arricchire. no, non mi piace. Mi dica lei. Andiamo ad arricchire la Dropbox E io con la moneta che lei appoggio dentro. me l'ha Gliel'ho appoggiata dentro. appoggiata. E mentre lei si puliva le mani, il pito completamente di sabbia. Sì? Sì, Lei sì, dice? Sì, molto Bene. bene. Vedo un po' sotterrato. Ed eccoci arrivati all'angolo dei saluti. Consueto. Allora salutiamo Antoniolito Pivetta, complimenti per il nome, Antonello Rossetti, Luca Ballarin e Lucio Carniel. Un abbraccione a tutti quanti e grazie. Grazie a tutti. E un'informazione. Un colpo, socio. Scusi, Sì. ricordarsi un attimino che chi volesse i saluti basta che lo scriva giù nei commenti. Esatto. E noi la salutiamo. Esatto, come tutti quelli che hanno fatto fino adesso. Va bene? Proseguiamo. Secco il primo colpo. Chi riuscirà ad estrarre questo point dalla terra sarà il re delle terre. E sarà di lei? tutte le terre conosciute e non conosciute. Mi estraga il pointer. E il pointer nella roccia, Dai. lui togliò. Italiano. Scusi. E il re diventò. Ma lo sai che dopo devo tagliare? No, lei non tagli questi pezzi, dai. È ancora sotto, eh? Sì. Noi con i guantini abbiamo tirato fuori. Sì. Eccolo qui. Monetina. Visto? Con il pointer della roccia? Lei che dice taglio. Cosa taglia lei che abbiamo il pointer della roccia? Ormai troviamo tutto adesso. Adesso troviamo anche il lingutto. Chissà se troveremo dell'oro. Dell'oro. Comunque, Monetina? una monetina. Vado a ripulirla, socio? Vado a ripulirla. Ya. Questa è tenuta molto meglio, è simile all'altra moneta, è giù dall'altra parte, qua si vede benissimo che è Vittorio, si vede benissimo. Vedete un parolone ancora prima di guardare, Vittorio Emanuele III. Vediamo di qua se si legge anche l'anno, sono 10 centesimi, forse cercando no, niente,
comunque una moneta del Regno d'Italia. È stato gentilissimo perché mi è rimasto ben in posa, fermo, si può anche liberare, oppure mi ha fatto un infarto. Deve aver fatto un infarto, amici. Posso muovermi? Si può muovere. Grazie socio, mi ha detto di restare fermi immobili. Eh sì, perché mi serviva, se no dopo mi trema e Io non ho l'Alzheimer, non ho il Tremariola. Allora lei me la... Gliel'appoggio qui dentro. E guardi, 1, 2, Sì. stesse, ma non tanto distante. Deve essere stato un qualcuno che le ha perse, ma magari correndo, ne sono uscite dalla tasca, chissà. A voi la fantasia che scorre, perché questo è il bello del metal detecting. Questo è il bello, quando trovate un oggetto, dire, ma porca miseria, ma chi lo aveva, cosa faceva, in quel momento lì, cosa è successo, perché è qui? Bravo. Grazie. Socio, Sì. è ancora in bocca. Di quello? No, quella è una conchiglia. Come potete vedere, l'era mesozoica si sviluppava anche in queste terre. Questo non è altro che una conchiglia del Paleolitico, che paleolitico, ma in realtà non lo è. Poco È litico. poco litico. Vedete? Quante ne so, socio? Quante Tante. ne so? Qua. Tutte le sue... c'è qualcosa? socio. Sì, monetina, questa qui. Vadi. Non è una monetina. Non è una monetina? No. Bella, Ah, un coso? Un bottone? dovrebbe vero? essere un bottone, sì. Sì. Allora, glielo da lei. Ribadiamo il fatto con che Ora facilità, no? Sta calando una parte in fondo. Con che facilità con il pointer ti trovano i target, con più facilità. Così abbiamo fatto l'esempio dei socio. due video. Mi dica. Questo sembra un bottone bucato o è una... no, sembrava una Forse. serratura, sai, quelle piccole, invece no, non è neanche un bottone secondo me. Oppure sai cosa, socio? Può essere stato un bottone rotto, la picandola si spezzate. E ha fatto il buco. Hai fatto il buco. Potrebbe Quindi giusta essere. deduzione. Deduco? Può dedurre, sì, che Deduco. potrebbe essere anche quello. Sì, guardando Quindi un lei mi attimino. sta dicendo che il giorno 7 alle ore 14:30 lei non era dove si è consumato il delitto. No. Lei quel giorno lì deduceva che era sulle terre a Sì. fare un video Sì. con sto Nick Ding Down. Ma chi cazzo sono sti Nick? Allora, apriamo la Dropbox Via. e aggiungiamo il bottoncino. Andiamo avanti. Andiamo. Da questa buca qui ho tirato fuori questa targhetta, vedi? C'è scritto, se leggi, Facciamo vedere anche i nostri amici. ma così. soprattutto amici. Nafta. Nafta 16. Esatto. La targhetta è qua. Se qualche amico, amicia o amicio riesce a dirci cosa può significare questa targhetta con scritto Nafta 16, gliene saremo assai grati. E ricordatevi sempre che noi veniamo a casa vostra senza impegno, senza costrizione alcuna, con la famosa CPC, colazione, Pranzo. e cena. Tutto Esatto. offerto da voi, non gratis. Noi non spendiamo nulla, tutto offerto da voi gratis. Cosa volete di più? Ma noi due. Socio glielo do, me la Sì. punge. E io direi anche a mio malincuore, visto l'orario, giusto Io socio? do a lei questo qui. Esatto, con questo ultimo ritrovamento non ci resta da dire che Che ci vediamo come solito domenica alle 13:30. sul nostro canale YouTube Dan.Nick Metal Detector, seguiteci mi raccomando. E ringraziamo chi? Chi ringraziamo socio? Ma chi ringraziamo? Chi ringraziamo? I nostri amici. Chi ringraziamo? Ma chi ringraziamo? I nostri amici, ma soprattutto Amiche! ciao! E alla prossima!